flash, le notizie in collaborazione anche con il network Trieste News. Partiamo dalla Slovenia, fallimento per il piano di procurarsi una riserva di grano. Il fine era quello di garantire alla popolazione una riserva di grano a prezzo accessibile a fronte della possibile crisi alimentare correlata alla guerra Ucraina-Russia. Il piano è stato ufficialmente abbandonato quando all'asta promossa dal governo sloveno è stata appunto presentata un'unica offerta che peraltro non aveva sufficienti garanzie finanziarie. La procedura formale pertanto è stata archiviata e rimane comunque per qualche mese di autosufficienza ancora questa possibilità dall'Agenzia per le riserve di merci. Inizialmente poi il governo aveva tentato di procurarsi 40.000 tonnellate di grano, tuttavia i produttori locali avevano criticato l'iniziativa affermando che i prezzi offerti non erano vantaggiosi. La mossa si accompagna a simili raccomandazioni in atto in Austria di mettere da parte riserve di cibo in scatola, candele e acqua per eventuali interruzioni dell'elettricità e della catena di approvvigionamento, ai quali fa da contraltare l'assenza del dibattito sul tema presente in Italia, concentrata invece sulla campagna elettorale. 24 invece i finalisti in gara per il contest 2022 dell'International Talent Support ITS. L'appuntamento in programma il 9 e il 10 settembre, Salone degli Incanti, un trampolino di lancio per l'anteprima di ITS Academy Museum of Art in Fashion, la cui apertura al pubblico è prevista per la primavera del prossimo anno all'interno dei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. In occasione della 20ª edizione del contest verrà svelata The First Exhibition 20 Years of Contemporary Fashion Evolution, una mostra curata da Oliver Seilard e che gode del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, con le creazioni dei finalisti e vincitori del passato e con una giuria d'eccezione. Torna invece l'edizione 2022 di Friuli Doc. Udine pronta ad accogliere una nuova edizione con il taglio del nastro previsto giovedì 8 settembre alle 17:30 in Piazza Libertà e fino a domenica 11 il centro sarà caratterizzato da stand, esibizioni di show cooking, incontri, concerti, degustazioni e laboratori. Un'edizione che si caratterizzerà per la voglia di ripartire dopo 2 anni difficili, ha detto anche l'assessore al comunale Maurizio Franza alla presentazione. Siamo convinti tra l'altro di essere riusciti nell'intento di proporre un programma ricco e variegato. Chiudiamo invece il nostro appuntamento con lo sport e poi il servizio dedicato proprio a Friuli Doc. Lucio da Zanchè è pronto a fare il suo rientro nei rally al volante di una nuova Porsche. Il pluricampione italiano europeo rally storici riaccende la passione ripresentandosi al via di una competizione dopo quasi un anno lontano dalle corse, inaugurando un mini programma che comprenderà anche le prove dell'Elba e di Sanremo. Da Zanchè esortirà in stagione al 26esimo rally Alpi Orientali Storiche, l'evento friulano che in passato ha conquistato in ben 4 occasioni, l'ultima proprio lo scorso anno, e che verrà inaugurato proprio oggi 2 settembre per continuare fino a domani sabato 3 settembre. E torniamo a parlare di Friuli Doc con il servizio di Francesca Busolini. Sentiamo anche che cosa ci hanno raccontato di questa edizione che sta per partire alla conferenza stampa di ieri l'assessore Maurizio Franzi, il professor Federico Nassivera dell'Università degli Studi di Udine e l'assessore regionale Sergio Emidio Bini in questo servizio. Quest'anno abbiamo presentato la 28ª edizione di Friuli Doc, un'edizione che si presenta sotto i migliori auspici, in quanto non solo una grande partecipazione ma soprattutto una grande motivazione di tutti coloro che sono i protagonisti che saranno le pro loco, ma sono anche i ristoratori della città, le osterie della città e tutte le vie che si prepareranno per una grande festa, una grande kermesse enogastronomica, una grande kermesse anche per l'artigianato che sarà protagonista in via Mercato Vecchio con degli stand di degustazioni, anche con dei laboratori didattici anche per i bambini, e poi spettacoli, eventi in ogni piazza, in ogni via della città. E Piazza Libertà e qua la Loggia Lionello saranno un po' al centro di tutti questi eventi qua. Un nuovo concorso, Young Star Challenge per i giovani chef, dove si esibiranno 3 chef già affermati ma naturalmente giovani con le loro proposte innovative, e grande animazione e spettacolo per arrivare poi alla serata conclusiva con il rapper Sade in Piazza Libertà, e quindi un grande evento conclusivo che ci auguriamo raccolga le adesioni e la simpatia dei tanti visitatori. L'Università di Udine anche quest'anno partecipa attivamente a Friuli Doc a fronte del protocollo d'intesa che nel 2019 è stato siglato con il Comune di Udine,
e darà a disposizione appunto del corpo docente, che storicamente collabora con i consorzi delle eccellenze friulane, l'opportunità di partecipare a degustazioni guidate proprio per fare attività di educazione del consumatore a percepire quali sono gli attributi di qualità dei nostri prodotti eccellenze friulane che meglio possono rappresentare l'esclusività di qualità appunto percepibile. E oltre a ciò l'università anche sta partecipando a un progetto con il comune di monitoraggio delle presenze Fluidoc attraverso l'utilizzo di dati che le compagnie telefoniche metteranno a disposizione per valutare effettivamente poi in un secondo momento le ricadute economiche che l'evento Fluidoc sta avendo e avrà, perché in passato ha sicuramente avuto, ma ora con approccio scientifico riusciremo a misurare sul territorio a fronte dell'aumento anche dell'economicità della presenza degli avventori all'evento. Oggi c'è stata questa partecipata conferenza stampa sotto la loggia del Lionello Udine di un evento, di uno dei più importanti eventi del Friuli Venezia Giulia. Mi riferisco a Friuli Doc, un evento in grado di coniugare tutte quelle che sono le ricchezze della nostra regione, l'enogastronomia, storia, cultura, paesaggio, insomma è tanto. È un evento che in questi anni è cresciuto parecchio, ho visto sempre di più la partecipazione di ospiti non solo autoctoni ma anche moltissimi austriaci d'oltreconfine. Insomma è un evento che grazie alla preziosa collaborazione tra regione, comune, promoturismo, associazioni di categoria, addetti ai lavori stessi, sta crescendo anno su anno, quindi una festa, un'importante festa popolare del Friuli Venezia Giulia.